Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Mariette Veneziano. Oggi parleremo, da come avete visto dal titolo a mascherina, la magia esisterà sempre. Bene, ma prima di iniziare questa piccola micropillola, il vostro Marietto Veneziano vi vuole chiedere di iscrivervi al canale di Illegale, al canale del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook, ed è inutile dirlo che migliori iscritti il pianeta Face ce l'ha Illegale Marietto Veneziano, e poi nel nostro glorioso gruppo di Telegram, i Magici Arcieri Bertoldini, dove siamo già arrivati a 190, l'entrata è gratuita, dove lunedì sera il Degana e Marietto Veneziano, coadiuvati da Midas, tengono un percorso esoterico chiaramente sempre gratuito. I link li trovate qui sotto in descrizione. Se vi scappa anche un super like e un bel commento sotto la descrizione, il vostro Marietto è contento. Bene, parliamo di questa magia. Che cos'è la magia? Nel senso, come mai ci sarà sempre e via dicendo, no? Però prima vorrei prendere un po' il discorso alla distanza, cioè nel senso, incominciamo a partire dagli albori, cioè più o meno nel 1700, così che prendiamo alla larga questo racconto. Nel 1700 il 99% delle persone era analfabeta, moriva tra i 20 e i 30 anni di denutrimento, verso i 20-25 anni non aveva praticamente più denti, aveva un'ignoranza costante e si andava in piazza a dire che la terra è rotonda, chiamavano l'amico che andava a prendere il legnetto nel boschetto e accendevano un fuocchetto. E c'era predominante il clero di Stato che decideva chi poteva andare in paradiso o meno vendendo indulgenze. Più o meno quel periodo lì era così. Quindi la gente credeva a tutto quello che gli veniva detto, ogni tanto dal mucchio usciva qualcuno e diceva come stavano le cose, però doveva scappare perché sennò lo trucidavano, della serie uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi. E in nome di questo Padre Eterno sono state fatte delle nefandezze immense. Poi ogni tanto, come ho detto, usciva sempre qualcuno del gruppo che diceva qualcosa che gli altri a un certo punto neanche riuscivano a capire, però almeno ci tentava. Poi è successo che con qualche biricchinata si è scoperto che, cercando le Indie, si è scoperto che esisteva un altro stato dove c'era tantissima carne, e questa carne qui era dovuta dai bisonti, perché gli abitanti di quel posto, non uccidendoli e mangiando solamente quelli che morivano di vecchiaia, avevano fatto crescere a dismisura questi bisonti. Quando sono arrivati là gli occidentali, sempre della serie che dovevano andare in giro a evangelizzare, hanno praticamente ucciso tutti questi animali senza nessun tipo di problemi, perché non scappavano. Il problema era portarli qui. È arrivato poi il carbone, le navi, con i congelatori, insomma, con i frigoriferi, e alla fine qualcosa è arrivato qui. E quando è arrivato qui quel qualcosa, una certa fetta popolazione ha cominciato a mangiare carne, perché qui la mucca in quel periodo lì, 1700-1800, era più che altro tenuta come una mucca sacra, per il semplice fatto che serviva per arare, e quindi la popolazione in un certo senso ha incominciato a vedere qualcosa nel proprio piatto, qualcosa di carne, e quindi anche sono arrivate proteine, e quindi la vita ha incominciato ad allungarsi leggermente. Poi, fatto strano, hanno inventato il filo spinacio, sono riusciti a tenere queste mucche che hanno preso il posto di questi bisonti, perché quando alla fine i bisonti sono diminuiti anche qui in Europa si è cominciato a mangiare meno carne. Allora dal momento che il filo spinato è stato creato, si è riuscito a tenere queste mucche nei recinti e sono riusciti a portare qui, e quindi l'Occidente ha cominciato a far lievitare leggermente la media e la qualità di vita, ma fino al 1700-1800 praticamente qui la gente era praticamente degli animali. Gli unici posti in cui c'era un po' di cultura erano le cattedrali. Le cattedrali sono state costruite sia dalla religione di Stato che anche da gruppi, tra virgolette, massonici, che cercavano in un certo senso, in modo nascosto, di tramandare delle conoscenze esoteriche. E diciamo che in questo passaggio c'erano come si suol dire, degli spicchi di conoscenza visibili a tutti, tipo ad esempio Venezia nel 1100 è stata costruita
su delle palafitte e chiunque l'abbia costruita aveva delle conoscenze esoteriche pazzesche, e chiaramente lì si parla di persone che potevano viaggiare nel tempo e riuscire a capire e avere conoscenze che in quel periodo certamente non c'era. E quindi si vedono strutture costruite nel bel mezzo del deserto culturale e mentale, e chiaramente quello non era certamente opera di gente che veniva schiavizzata a livello mentale, erano proprio delle persone che potevano viaggiare nel tempo e avere conoscenze al di là di quel periodo storico. Andando avanti nel tempo, praticamente siamo arrivati a oggigiorno, in cui ci sono cibo in abbondanza in Occidente, conoscenza sui social che più ne ha più ne mette, insomma praticamente noi possiamo avere con pochissimo spreco di energie tantissima conoscenza. La maggior parte delle persone sa leggere, riesce a capire più o meno tutti i messaggi, sa fare di calcolo, la vita è passata dai 20 ai 30 anni, è passata ai 70-80, tutti possono avere i denti, e nel 1700-1800 praticamente il 90% delle persone dopo i 25 anni non aveva più un dente e soffriva tantissimo di problemi dentari, no? Fra le tante altrissime cose, oltre alla carenza di vitamine. Quindi noi ci troviamo in un periodo, in una finestrella temporale veramente eccezionale. Però questa finestrella temporale purtroppo molto probabilmente è destinata a declinarsi, proprio perché a livello karmico arriveranno nuove culture e via dicendo, ma questo è tema di altre pillole. Ma la magia resterà sempre, resterà ieri, oggi, e ci sarà anche domani, proprio perché la magia è una scienza perfetta, è una scienza che non dà dubbio, nel senso che chi la conosce sa benissimo il suo valore e sa benissimo che le persone avranno sempre bisogno di questa materia. Quindi tutto quello che a livello pratico voi vedete che è rimasto nel tempo, molto probabilmente al 99,9% è sempre stata fatta da maghi che magari si nascondevano dietro, da criptomaghi che magari si nascondevano dietro a magari vestiti di clero e quant'altro, ma nella realtà tutto quello che voi vedete, dalla fondazione di Venezia ai Colossei, a tutto quello che voi vi viene in mente a livello di grandiosità fatte dall'uomo, c'era sempre dietro la mano di un gruppo misterico. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto ha finito questa pillola, vi ringrazio di avermi seguito fino qui, grazie, alla prossima, ciao.